Ciao, oggi preparo i rulletas di Oliena, dei dolcetti per carnevale che si preparano semplicemente con la pasta violata. Gli ingredienti che mi occorrono sono 250 g di semola rimacinata, 100 ml di acqua tiepida, 50 g di strutto e un pizzico di sale. Verso il sale nella semola rimacinata, do una prima mescolata e inizio a versare anche l'acqua tiepida e comincio a impastare. Aggiungo anche i 50 g di strutto e lavoro benissimo. Si deve incorporare completamente. Sul tavolo da lavoro vado a impastare ancora almeno 10 minuti. L'impasto deve essere lavorato molto bene. L'impasto dopo una mezz'oretta è pronto. Ho preparato qua un mattarello che vi servirà per tirare delle striscioline, adesso vedremo insieme. Una rondella tagliapasta e con la sfogliatrice per la pasta, per tirare la pasta, userò i rulli che sono quelli scanalati per gli spaghetti, perché avrò bisogno delle striscioline sottili. Intanto tiro un po' di pasta, vado a tirarla un pochino col mattarello in modo che così riusciamo ad andare a usare il rullo per gli spaghetti. Questi sono tutte le striscioline di cui ho bisogno. Prendo 4 striscioline e le allineo bene tra di loro. Preparo 4 striscioline da 4. Ho preparato un po' di strisce, ognuna da 4. Per ogni ruglietta ho bisogno di 16 strisce da 4 spaghetti, insomma, chiamiamoli spaghetti. Quindi la prima fila vado a unire i lembi, vado a tirare su alternando e vado a mettere in orizzontale gli altri. Sollevo queste
Devono essere 4 in verticale e 4 in orizzontale. Andiamo a unirli lasciando un po' di spazio. Schiacciamo un po' con le dita e andiamo a tagliare con la rondella tagliapasta. Ed ecco qua, la prima è pronta. È un po' laboriosa, però è molto bella. Poi quando sarà cotta è proprio bella bella. Dopo aver intrecciato e dato forma alle ruglietas, possiamo finalmente friggerle. Ho messo a scaldare dell'olio di semi in una pentola. Ho preparato un vassoio con della carta assorbente dove andrò a mettere le ruglietas una volta cotte. Inizio a friggere le ruglietas. Devono dorare leggermente da tutti i lati, quindi aspettiamo un attimo, appena vediamo che iniziano a dorarsi sotto li giriamo. In un pentolino sto facendo sciogliere del miele con delle scorzette d'arancia che ormai sono pronti. Bagno nel miele le ruglietas a una con un cucchiaio mi aiuto a bagnarle bene. E le porto su un piatto da portata. Le ruglietas di Oliena sono pronte. Il procedimento è molto lungo, tant'è vero che in Sardegna vengono preparate a mano tirando uno per uno ogni filo. Io ho voluto accorciare i tempi usando la sfogliatrice con i rolli per gli spaghetti. Se volete cimentarvi, sotto in descrizione vi lascerò gli ingredienti e poi guardando il video vedrete tutto il procedimento per realizzarle a casa. Proviamo ad assaggiare una ruglietas. È buonissima.